Le nuove riforme normative permettono all'azienda di offrire una serie di servizi di supporto alla famiglia, ovviamente superiori e ulteriori rispetto al classico ticket restaurant. La legge prevede oggi che l'azienda possa pagare, quindi il dipendente se lo trova pagato dalla propria azienda come concetto di welfare aziendale, tutta una gamma di servizi di natura più sociale e socioassistenziale, in particolar modo per la tutela e il supporto ad esempio per i loro figlioli attraverso tutti i servizi prima infanzia, piuttosto che centri estivi, piuttosto che il supporto scolastico e poi per tutta la parte diciamo di non autosufficienza anziani. Tutto molto poi converge ad esempio anche sulle esigenze di una donna lavoratrice, perché spesso la donna viene coinvolta in tutti i servizi di supporto assistenziale ai propri cari, dapprima i bambini, poi magari gli anziani genitori o i suoceri, in qualche modo appesantendo ovviamente la sua vita quotidiana e in qualche modo anche gli sforzi che riesce a fare dal punto di vista professionale. Questi servizi di supporto possono appunto garantirle delle ore di babysitting piuttosto che delle ore di assistenza domiciliare per i propri familiari non autosufficienti, alleviandola da questo carico e permettendole una maggiore concentrazione sulla parte professionale. La presenza di un asilo nido che non è presente all'interno dello stabilimento, però è stato in convenzione con il comune di Ancona. Abbiamo costruito sostanzialmente insieme questo asilo e c'è una convenzione in atto che prevede la presenza di 20 posti riservati per i figli dei dipendenti e questa è una cosa molto importante perché molte coppie sono presenti nella nostra azienda e soprattutto l'età media è molto bassa, 35 anni in questo momento. Altri elementi molto importanti sono le borse di studio. Abbiamo 30 borse di studio per quanto riguarda i figli dei dipendenti, suddivise equamente, 15 per le scuole medie superiori, le altre 15 per l'università, con il criterio del merito. Un mese aggiuntivo per quanto concerne il congedo parentale ed è retribuito al 30% secondo normativa nazionale. La normativa nazionale prevede insomma i primi 6 mesi al 30%, noi abbiamo aggiunto un ulteriore mese al 30%. E i permessi per i neopapà, abbiamo sempre anticipato la normativa nazionale e adesso siamo a 2 giorni. Una contrattazione aziendale che ci ha permesso di avere la fruizione del congedo parentale ad ore in anticipo rispetto al contratto nazionale. I lavoratori e le lavoratrici della Schnell possono usufruire per i primi 12 anni del bambino a gruppi di ore. Faccio un esempio pratico: so che ho un bambino che deve fare delle terapie, una cura, qualcosa che serve un'ora alla mattina, io posso arrivare un'ora più tardi alla mattina e tutto ciò avendo solo preavviso di 2 giorni prima.